Eseguito stamattina dai carabinieri di Monreale il decreto emesso dal Tribunale di Palermo di confisca dei beni residui agli eredi di Salvatore Buttitta, il re delle cave di Bagheria, morto il 12 agosto del 2008. Nel 2007 gli erano stati sequestrati beni mobili, immobili e società per circa 350 milioni e nel novembre dell'anno successivo, dopo la sua morte, immobili per 100 milioni. L'operazione fu il primo caso di applicazione della normativa prevista dal cosiddetto pacchetto sicurezza, che prevedeva il sequestro anche nei confronti degli eredi. L'attività investigativa è legata alla cattura dell'ex latitante Salvatore Rinella, capo del mandamento mafioso di Trabia, avvenuta il 6 marzo del 2003, e alle successive ordinanze di custodia cautelare emesse il 16 febbraio del 2006, quando fu smantellata la cosca di Trabia con 12 arresti di affiliati e favoreggiatori. Nonostante l'assoluzione in primo grado, l'appello non venne celebrato a causa della sopraggiunta morte dell'imputato, vengono colpiti i beni anche in capo agli eredi, grazie al sistema legislativo previsto per le misure di prevenzione. Sulla base di un processo indiziario presunto da quelle investigazioni, nonché sulla base della sproporzione tra redditi dichiarati e l'ingente patrimonio immobiliare posseduto da Buttitta, il Tribunale ha disposto il sequestro di un appartamento e 30 terreni agricoli a Bagheria, Polizzi Generosa, Santa Cristina Gela, Bolognetta, Altavilla Milice e Termini Imerese per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.